I lavori sono stati consegnati alla ditta incaricata di eseguirli a fine maggio, ma solo ora è apparso il cartello che annuncia ufficialmente l'avvio del cantiere. Stiamo parlando dei lavori di costruzione del nuovo argine in sponda destra che dovrà proteggere la Martinetta dalle piene più rovinose dell'Adda a Lodi. Ad eseguire l'intervento è l'associazione temporanea di imprese capitanata da una nota azienda di Borgo San Giovanni. La firma sul contratto d'appalto con l'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Bacino del Po, era stata apposta nell'agosto dell'anno scorso. A quasi un anno di distanza sembra finalmente arrivato il momento dei lavori veri e propri. L'ADA in questi mesi ha fatto giudizio limitandosi ad ingrossare periodicamente la propria forza. La speranza, soprattutto per i residenti della Martinetta che ben ricordano le conseguenze dell'esondazione rovinosa del 2002, è che stia buona per un'altra decina di mesi.